Vittorio Veneto è pronto a spalancare le porte e ad abbracciare virtualmente i paracadutisti che domenica si riuniranno per il 28° raduno nazionale del Corpo. La città simbolo della Grande Guerra torna dunque protagonista nel centenario dalla fine del primo conflitto, in attesa del 4 novembre con le celebrazioni che chiuderanno questo 2018 interamente dedicato al ricordo delle migliaia di caduti nei combattimenti. Credo avremo un record nazionale difficilmente battibile di fare 5 raduni nazionali, uno Triveneto, nell'arco di praticamente 6 mesi. L'obiettivo della nostra amministrazione è sempre stato quello di valorizzare appieno l'anno del centenario. Saranno due i momenti che segneranno la giornata di domenica, una prima parte con la cerimonia civile che vedrà sfilare le 135 sezioni dell'Ambdi provenienti da tutta Italia, poi a seguire quella militare con la presenza della bandiera di guerra. Per commemorare gli eroi che 100 anni or sono ci hanno consegnato un'Italia unita e indipendente. Unità e indipendenza sono per noi valori fondanti. Ma il momento più emozionante sarà quando un atleta del reparto attività sportive dell'esercito si lancerà con il tricolore più grande del mondo. Io ci tengo a sottolineare il grande spettacolo che ci sarà con il lancio della tricolore più grande del mondo, 1000 metri quadrati che volteggiano sopra il cielo di Vittorio Veneto. Credo che sia non solo una cosa per i paracadutisti, ma una cosa per tutti gli italiani.